Io sono nato contadino, cioè ho avuto la fortuna di avere un padre che era più vecchio di me, di 52 anni, e lui mi ha portato dietro e io andavo con lui. Quando mi dicevano cosa vuoi fare da grande, io già a 5 anni rispondevo voglio fare il contadino. Siamo nelle colline del Piemonte, ma di questa parte del Piemonte che va a incrociarsi con le altre tre regioni, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. Molto particolare, noi siamo ai piedi di queste colline che piano piano si alzano, arrivano fino a 1700 metri, in un paesaggio altamente poco abitato, con tanto verde, tanto bosco, tanto ambiente. Vaglionite è un progetto agricolo di 32 persone che lavorano insieme alla terra per salvaguardare la terra attraverso le attività agricole che ci hanno insegnato i nostri nonni. Quindi cerchiamo di portare avanti un progetto che possa preservare l'ambiente e i territori. Facciamo campi in rotazione, poi abbiamo l'allevamento sia di vacche sia di maiali. Insieme alla vigna fanno l'attività diciamo più importante agricola, queste tre cose. Poi abbiamo anche un frutteto di vecchie varietà, abbiamo un grande orto di 1,5 metri, facciamo anche miele, abbiamo un centinaio di casse di api. Abbiamo una gestione del lavoro coordinato settimanalmente, quindi abbiamo un incontro in cui ci decidiamo insieme quali sono i lavori da fare e poi negli anni le diverse persone con le loro capacità hanno preso in mano diversi settori, per cui dall'allevamento ai cereali, alla cantina, alla ristorazione, e cerchiamo di coordinarci in questa maniera, in maniera orizzontale. E la differenza è che qua in Vaglionite non c'è un padrone, non c'è un proprietario, quindi la terra è della madre natura, noi semplicemente la gestiamo, abbiamo la maggior parte del terreno in affitto e abbiamo tutti quanti lo stesso stipendio, tutti quanti beneficiamo degli stessi proventi e non ci arricchiamo, semplicemente cerchiamo di mantenere una vita di alta qualità sia nell'occupazione del tempo che nell'utilizzo delle diverse risorse alimentari. In inverno mettiamo a posto le vigne, si chiama sterrare, si dice qua, quindi vuol dire cambiare i fili rotti, cambiare i pali, incodare i fili ai pali, tirare i fili, mettere a posto la struttura. Poi si potano le vigne, si lasciano 7-8 gemme, si tira giù i tralci che si mettono in fila si trincia e poi si legano, il capofrutto si lega con il salice. Noi abbiamo fatto queste propaggini che è un modo per creare una nuova pianta dove non ci sono. Io sono Elisabeth, sono la macellaia qua alle Vaglionite. Sì, vengo dalla Germania. Le animali sono fuori
uno può, visto che ci siamo certificati bio, per noi è proprio di legge, però per noi come progetto personale è molto importante di farli fare una vita abbastanza naturale. Durante l'anno, durante l'estate trovano qua tuberi, fiori, frutta, abbiamo diversi alberi di frutta qua dentro, seminiamo qualcosa, così si arricchisce anche un po' la nutrizione, si creano dei gruppi sociali, hanno la possibilità di muoversi molto naturalmente, agrofolari in zona, è anche bello di vederli fuori, no? A un certo punto. Sì. Per me è importante che la gente sa che cosa sta mangiando, la gente si rende conto che tipo di prodotto. Da questa conoscenza in poi si può scegliere che cosa fare, se si mantiene di mangiare carne, se si mantiene di mangiare carne industriale, se si diventa flessitario, se si diventa vegetariano. Da lì in poi si inizia veramente il discorso, ma prima che la gente non sa come si produce la carne, non si può discutere. Di sangue, basso, giù. Oh la 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 la. Anche 2,60. 2,65. Per me la macellazione, diciamo che non è mai facile, è una cosa che dobbiamo fare e per me è una cosa che ho deciso che voglio mangiare della carne, vorrei mangiare della carne così devo essere in grado anche di macellare. Finito di eviscerarlo lo spacchiamo a metà e dividiamo le due mezzene. Una volta che abbiamo le due mezzene le portiamo nel laboratorio e iniziamo a lavorare la carne. Sono Giulio, ho 28 anni, sono nato a Milano e lavoro a Vallunite da 2 anni. Mi sono trasferito qua con Teresa perché cercavamo una vita più semplice e più in contatto con la natura. E poi effettivamente qualcosa è cambiato quando abbiamo fatto un viaggio in Bolivia e mi ricordo che mi sono fermato a lavorare qualche giorno con una famiglia di contadini che stava raccogliendo le patate. Mi ricordo che ero su questo campo a 3500 metri insieme a loro e a un certo punto mi sono spaventato perché è arrivata un'ombra gigantesca che mi ha coperto e ho alzato gli occhi e c'era un condor sopra di me e ho detto voglio vivere così. È stato bello anche perché mi hanno fatto vedere che è possibile vivere una vita estremamente semplice, eppure stavano tutti bene, erano felici e continuavano a ridere e a scherzare. Io sono un amante dell'orto, quindi mi è sempre piaciuto fare l'orto. Venendo dalla città non mi rendevo conto quanto era magico, no? Seminare, raccogliere e mangiare. Sembra una cosa talmente banale, ma non lo è per chi non l'ha mai, per chi andava al supermercato a comprare i prodotti alimentari. E quindi qua mi è stata data la possibilità. Ci ho giocato, giocando, tutto un gioco, ma nello stesso tempo ti insegna molte cose. Ma è importante, diciamo, soprattutto per l'autoconsumo nostro, delle famiglie, della mensa, e per l'agriturismo e lo spaccio. Lavoro di 10 minuti, tutti quelli che possono fermarsi. Vuoi che ti lancio la catena? Stiamo facendo la legna per scaldarci d'inverno e non solo. Con legni buoni facciamo anche mobili, tavoli e insieme ci stiamo divertendo.
quest'estate c'è stata una notte, un forte vento, anche lì ha sradicato e rotte moltissime piante, perciò lavorare nel bosco adesso è molto più difficile perché ci sono piante rotte, sradicate, bisogna stare molto attenti. Al bosco, la vita. E il 30, così il 25 macelliamo, così abbiamo la roba fresca per il 30. Nella comparazione con gli altri siamo piccolissime, macelliamo un bovino ogni 2 settimane e 2 suini ogni settimana durante la stagione invernale. Fa un po' impressione pensare che qua adesso abbiamo solo cubetti di carne e ieri invece c'era un maiale che respirava e sbruffolava insieme agli altri. Però in realtà non è solo una storia di morte, quella dei salami, perché nel momento in cui tritiamo la carne e la tocchiamo con le nostre mani, in realtà si sviluppa una carica batterica e quindi i salami sono vivi e nel momento in cui li portiamo giù a fermentare resteranno vivi per altre 2 settimane. Quindi muoiono i salami, ma nascono nuovi batteri, nuove muffe. Il bello di questo legno, ad esempio, che è un pioppo cenerino, che è un recupero di piante che poi se non si tagliano quando diventano grandi poi cadono in mezzo al bosco perché non hanno una vita lunghissima. Un pioppo che un po' di anni fa aveva valore ma adesso non ha più nessun tipo di valore di mercato. A noi fa piacere usarlo proprio anche per questo, per valorizzare un legno che oggi il mercato normale, diciamo la globalizzazione non lo rivaluta più. Tutte queste sfumature di colori, no? Che se tu lo lavori risalta anche tanto. E poi perché ce l'abbiamo, è quello che abbiamo nei boschi, nei nostri boschi. In questo caso lo usiamo per la costruzione del tetto dell'agriturismo davanti, che va molto bene per la parte da sottotetto, diciamo. Che il bello di Valle Unite è che inizia costruendo con tutto materiale di recupero. Questa è stata la prima cosa, diciamo, di recupero che abbiamo fatto, perché la parola, diciamo, recupero c'è dentro Valle Unite tanto, no? Che è il recupero delle terre abbandonate, il recupero del legno, il recupero sociale nostro, di integrazione anche, ma il recupero anche di quello della bellezza, dell'importanza della civiltà contadina. Sì, mamma.
25 aprile per noi è una ricorrenza storica, quindi il 25 è la liberazione dai nazifascisti, quindi che l'Italia in qualche modo ha vissuto a pieno, e quindi è proprio una festa per liberare dai 20 anni di fascismo che l'Italia ha vissuto, e quindi è una grande festa. Mangia, si beve e in qualche modo si ricorre a quel momento storico di liberazione in tutti i sensi, quindi è una grande festa. Io sono cresciuto nei movimenti degli anni 90, occupazioni, quindi gran parte di noi ha avuto o viene comunque da una storia di contestazione, più o meno, poi magari non sono tutte uguali, però non c'è nessuno di destra qua. Questa qua è la parte più vecchia della cantina di Vallionite, è molto fresca, per cui adesso siamo in estate, quindi il vino lo porto da fuori, lo porto dentro per tenere una temperatura giusta, no? del vino. Questo sono botti fatte qua in cemento, che è il materiale migliore per conservare il vino. Io sono arrivato qua perché, finiti i miei studi universitari, cercavo uno stimolo per la mia vita che sia più interessante del stare in un ufficio a gestire delle pratiche burocratiche, per cui volevo sicuramente avere un'attività agricola, ma non volevo stare da solo, per cui cercavo una comunità dove poter avere uno scambio di saperi, imparare da qualcuno più anziano di me, insegnare a qualcuno più giovane di me e nello stesso tempo tutti i giorni mettere in condivisione quelle che sono le pratiche quotidiane, quindi le scelte semplici, quelle alimentari, fino alle scelte più importanti, politiche o le scelte di vita o l'educazione dei figli, quindi una comunità agricola che secondo me possa essere quello che era una volta, il fondamento di una comunità di vita. Questo è praticamente un vino bianco fatto come un vino rosso, per cui raccogliamo l'uva, la mettiamo in questo tino di acacia dei nostri boschi, ci sta 20 giorni con le bucce, poi lo separo e lo rimetto dentro per un anno nel legno. Questo qua è un vino che per tanti enologi è una roba da scartare, no? Per me invece è il prodotto migliore che si può ottenere da un'uva. Sono contento, è venuto bene. Ottavio, che è la persona che poi mi ha insegnato a fare il vino, mi ha fatto venire voglia di fare questo lavoro. Per me è stato sempre naturale cercare di applicare le mie conoscenze scientifiche a quelle che sono le politiche della cooperativa, le scelte della cooperativa, per cui il mio vino è un vino naturale che porta dentro tutto quello che è la terra e l'ambiente esterno, quindi io cerco di non modificare il vino.
Il compromesso lo dobbiamo, c'è un compromesso in questo, non viviamo di scambio, viviamo anche di vendita. Questa è una fiera basata sull'artigianato, anche se noi non siamo artigiani, siamo contadini. Qua è il reparto un po' della degustazione, alcuni produttori bio di eccellenza del territorio a far assaggiare i loro prodotti. Oggi convivono, come dico io da tanti anni, un'idea che mi sono fatto io, è che noi abbiamo un piede dentro e un piede fuori. Un piede dentro la società capitalista, dove stiamo dentro con le sue regole, con le cose, e uno che per fortuna lo teniamo sempre fuori. Noi riusciamo a sopravvivere con il mondo esterno perché abbiamo scelto un modo di vivere che non è totalmente esterno a questo mondo, quindi noi viviamo una nostra realtà interna ma siamo in continuo scambio col mondo esterno. Il marketing a Valli Unite non esiste. Il mio lavoro è seguire ciò che arriva da una fiera, da un cliente vecchio, perché abbiamo clienti molto vecchi che ci seguono dall'inizio, o dopo una fiera dove siamo andati noi, o dal passaparola. Das ist jetzt die richtige Farbe. Hier rein. Und hier in den Salami-Keller. Das ist jetzt die gesamte Produktion von, sagen wir mal, März bis Ende März praktisch. Die bleiben jetzt hier. Die letzten werden wahrscheinlich jetzt im Dezember diesen Jahres ans Agrotourismus geben. Das heißt, der Rest wird über die Messen verkauft und im Hofladen. Da hörst du, ob es Löcher gibt. Du hast die verschiedenen Töne. Das sieht aber gut aus. Wir hängen wir befeuchten, wenn es zu trocken wird. Wir kontrollieren und wir bürsten. Ja, ist praktisch nur, sagt man, Killerpflege notwendig. Cosa facciamo? Uno può infilare? Sì. Io lavoro sostanzialmente in vigna, quasi sempre in vigna. Qua si chiama sgarzolare e togliere i rami sul vecchio che non devono esserci. E là normalmente deve essere pulito qua. E lo fai a maggio, ma non abbiamo avuto tempo. Vedi, per la pianta madre abbiamo messo un ramo per terra che ha fatto le radici e qua c'è un'altra pianta. I vecchi contadini lo facevano e noi abbiamo ricominciato a farlo perché si è abbandonata, perché poi non puoi più andarci dentro a pulire col trattore perché il trattore li rompe. Quindi noi questa vigna facciamo tutto a mano, anche l'erba strappiamo a mano. Valli Unite fa da sempre vini biologici, tutta l'agricoltura in vigna è biologica. Dal 2012 esiste la certificazione del vino biologico in Italia e in Europa e Valli Unite ha aderito subito, per cui tutti i vini che facciamo noi sono certificati biologici. Quando fai biologico devi fare in modo che può sempre passare l'aria, che non si ammala il grappolo, quindi devi togliere rametti e foglie attorno a ogni grappolo, che sono milioni di grappoli, quindi è tanto lavoro. Noi rimaniamo in questo momento certificati solo perché vogliamo ancora dimostrare che l'agricoltura biologica ha un senso. Non è commerciale, ma l'agricoltura biologica ha senso un po' quella che facciamo noi. Quindi con le rotazioni, con delle tecniche agronomiche e non con l'utilizzo di prodotti o coadiuvanti di origine
organica che sono ammessi adesso nel biologico. Per cui rimaniamo per ora certificati solo per una questione di storia e di cercare di far capire che il biologico vero non si fa con le aggiunte e con la chimica, ma si fa con l'agricoltura e con una tecnica contadina. Il momento che suona la campana per me, credo per tanti, è molto molto importante. Spesso io ho detto la cooperativa si vede quando si mangia insieme, insomma, perché è il momento anche di condivisione sociale, di scambio, di fraternità, insomma, un momento molto bello. Sono Matteo, di origine vengo dalla provincia di Como, da 8 anni vivo su queste colli e da 2 e mezzo sto a Valli Unite e mi occupo della cucina e del settore dell'accoglienza. Abbiamo uno spezzatino alla marocchina con piselli e il contorno abbiamo la Catalogna, la nostra dell'orto, il manzo è nostro e poi un po' di patate con la buccia. Io mi definisco un trasformatore culturale e per me io ho imparato a cucinare a casa, cucinavo per me, le cose buone, poche, giusto, e qua faccio la stessa cosa, è proporre un cibo che sia nutriente per il corpo e per lo spirito. Mi piace così. La Piasera è molto particolare come zona. Silenzio, tu senti? Qua non senti. A me piace ad esempio guardare questa collina molto dolce, poi ci sono i paesi, c'è costa e poi arrivano i boschi, no? Di là hai tutta la parte del bosco e di qua hai tutta la parte del coltivo, no? Perché l'uomo ha fatto questo, no? Una volta era solo bosco, adesso c'è tutto questo coltivato che genera la vita, no? La biodiversità è dove l'uomo coltiva anche, non solo nel bosco, anzi ce n'è più qua che dentro il bosco, insomma, che l'uomo ha creato in migliaia e migliaia di anni, no? Sono Giovanni e abito qui da 15 anni. Il mio lavoro attuale, perché ho cambiato tanti lavori, ma il lavoro principale è fare l'apicoltore, lavoro la stagione per 4 mesi con le api. Come tutti i prodotti adottiamo sempre un'apicoltura di metodo biologico. Attualmente abbiamo 150 famiglie in produzione. Pratico il nomadismo, cosa vuol dire? Io sposto le casse, le mie cassette, dove c'è una fioritura importante. Quindi prendo il furgone, carico le mie casse nel furgone e lavoro in un raggio di 100-150 km al massimo. Quindi io ci metterò sempre la passione, perché ormai è parte della mia vita lavorare con le api e metterci le mani dentro, e quindi è proprio una passione che ho. E negli ultimi periodi però sta diventando veramente difficile per gli apicoltori fare reddito. La produzione del miele importante è la caccia, è la fioritura più importante che c'è. Dopo la caccia, che è il primo raccolto che si fa la prima settimana di maggio, viene un millefiori. Il millefiori viene giugno-luglio e tutto quello che tutti i fiori spontanei del territorio, perché non c'è una fioritura importante, è praticamente il millefiori. Il castagno invece lo faccio a Roncoscrivia, su in Alta Valle. Quindi le tipologie del miele sono 3: acacia, millefiori e castagno. Allora, io sono Sara e sono qua a Valli Unite da 2009, mi occupo della fattoria didattica,
ho fatto tante cose nella cooperativa, dal caseificio, la stalla, un po' una mano dove c'è bisogno, nell'ufficio. Tra i due pezzi. Vedi il nastro rosso? Da lì in poi puoi andare avanti. Okay. Sì, ok. Cioè, la fattoria didattica è un'attività, diciamo, un po' più sociale, educativa di un'azienda agricola. È un'attività che ci impegna, diciamo, in una piccola parte del nostro lavoro, ma a cui diamo un grande valore. Buonasera, Serena. Allora, stiamo facendo la vendemmia con i bambini. È una delle attività della fattoria didattica di Valli Unite, è un momento bello sia per noi della cooperativa che per loro poter raccogliere, è molto divertente. Dare l'opportunità a bambini della città o comunque anche solo di questi paesi che non vivono più la campagna e la ruralità, di riavvicinarsi ai profumi, ai gusti, alle sensazioni della campagna e della vita, ai ritmi. Che è una cosa che manca completamente. Ciao Beba! L'obiettivo è quello di far vivere un'esperienza positiva e quindi far sì che ci sia empatia verso la campagna, quindi anche poi rispetto di quello che è l'ambiente, ma anche di quello che è il lavoro dietro ai prodotti agricoli. Guarda qua, questi li lasciamo qua. Non toccarli, non distruggerli, toccali ma non distruggerli. Questa montagna è significativa perché lì è nata l'idea di diventare cooperativa, perché noi inizialmente eravamo solo io, Enrico e Cesare, eravamo in 3. C'è stata questa storia che abbiamo avuto questo incendio, è bruciato tutto il fieno e noi dovevamo recuperare questo fieno da dare da mangiare alle vacche d'inverno. Allora abbiamo pensato di andarlo a tagliare dove facevamo l'alpeggio, qua, dove non veniva più tagliato perché era tutto abbandonato. Siamo andati in questa montagna, abbiamo tagliato il fieno e tanti amici sono venuti ad aiutarci. Abbiamo formato un campeggio, mangiavamo tutti insieme, è stato molto bello, un'esperienza forte. Quando siamo andati a casa abbiamo detto non possiamo rimanere in 3, dobbiamo fare in modo che in questo gruppo possa entrare altra gente. E di lì è nata l'idea della cooperativa Valli Unite che poi abbiamo fatto. Invece vedete tutta questa parte secca del bosco, morta, lì è la siccità dell'anno scorso, del 2017. Guarda, la collina fa così. Sì. Quindi questi dice sono belli, questi invece sono nori. Dice se dovete lasciare, vi consiglia di lasciare questo. Le cassette devono sempre venire portate in mezzo nei filari centrali, quindi quelli che vanno nei filari esterni devono sempre essere più veloci. Come li gira, guarda. La vendemmia è la parte fondamentale dell'anno di una cantina, di un vignaiolo, perché vede praticamente tutto il lavoro dell'anno in 15-20 giorni arrivare alla fine. Per cui è il momento in cui tu nella vendemmia capisci l'annata, dove ha portato l'uva e qual è il momento di raccogliere e che tipo di vino vorrai fare con quell'uva. E quindi ci troviamo qui alla mattina e decidiamo il numero di persone a seconda della dimensione della vigna. E poi si va a raccogliere direttamente e velocemente l'uva. Mi chiamo Chiara e ho 36 anni. Io sono qui solo da una settimana, quindi è un'esperienza molto corta, però mi piace che c'è gente tanto diversa. Ci sono persone che hanno fatto, questa è la loro 30ª vendemmia, altre persone è la prima volta che vengono. Chi parla italiano, chi parla inglese, spagnolo, fiammingo, persone che hanno un interesse grosso nel vino, altri che non gli interessa, gli vogliono semplicemente magari mettere via qualche soldo. Però ci si capisce, si lavora insieme. Ieri ad esempio abbiamo lavorato bene insieme, si arrivava tutti assieme alla fine del filare. È un mondo un po' diverso, no? Poi torni ognuno nei suoi posti, in città e dici, un po' mi manca.
que yo no creo en los beneficios, leré. Y es que me llena los bolsillos, leré. Los beneficios los que yo creo, leré. Ahí van llenándome por dentro la patatica che sta latiendo. Per cui volevo fare un'esperienza come la vendemmia con le mani nella terra e la testa su un lavoro diverso e ho pensato perché non le Valli Unite dove la gente segue un'idea, perché la vendemmia la puoi fare in tanti posti, la puoi fare in Italia, in Toscana, in Trentino, in Francia, ma qui non è solo raccogliere dell'uva, fare 50 euro al giorno. Vedi tutto il processo, vedi cosa c'era prima, cosa ci sarà dopo. Sin gastarme una sola peseta. Que el dinero no sea un fin, que el dinero sea un medio si acaso y acabar con el ocaso que nos trae este metal ruin. Y a vivir que son 3 días, déjate de tontería, que el oro se puede fundir, pero el alma es quien. E comunque era il momento del raccolto. Il raccolto una volta era tutto, adesso se il raccolto va male si pensa alla banca o alla calamità naturale. Una volta il momento del raccolto era il momento della vita, della sopravvivenza, di poter dire posso dare da mangiare ai miei figli, posso farli studiare. Vendemmia è sempre stato un periodo di grande lavoro ma di feste. Los beneficios los que yo creo, leré. Ahí va llenándome por dentro la patatica que está latiendo. Que yo no creo en los beneficios, leré. Hay que me llenan los bolsillos, leré. Los beneficios los que yo creo, leré. Ahí va llenándome por dentro la patatica que está latiendo. È un miscuglio di robe, è un posto di lavoro, una rete sociale immensa anche con gli altri produttori qua in zona. È come una grande sala dove c'è sempre una sedia libera per sederti e ascoltare o poter anche dire quello che pensi. Gente nuova che comunica, che lavora con chi è qui da 30 anni. È un posto da scoprire. Non venga magari solo a comprare la bottiglia di vino, a partire, andare via, ma parli con chi c'è qui, capisca cosa c'è dietro, no? Quando lavoro qua faceva molto caldo, a un certo punto il vento, è arrivato il vento così. Questi momenti, quando lavori in un ufficio, fai altri lavori, tu non lo sai. Ma per 2 persone che arrivano dalla città è molto difficile confrontarsi con una vita completamente diversa. E Valli Unite ci ha dato la possibilità di fare tutto questo, di imparare un po' di tutto, di sperimentarsi e di farlo insieme ad altra gente, in compagnia. Ritornare alla terra è una parte, è una forma di resistenza, ecco, la vedo così. Vedi il prodotto crescere e trasformato e te lo mangi pure. Ti dà la soddisfazione di credere in un qualcosa, di resistere. Non è un'azienda di lavoro, Valli Unite, o una cooperativa di lavoro, è veramente un progetto di vita. Chiaramente la nostra è sempre una ricerca sperimentale di spiegare che un altro mondo è possibile. È una grande famiglia, ma secondo me è un grande progetto economico, un progetto sostenibile, un progetto sociale.